tavolo di concertazione tra ANBI, Associazione Nazionale di Consorzi di Bonifica del Veneto, e la Regione del Veneto per il contrasto del problema nutrie. Andiamo a sentire l'assessore Dario Bond e Alex Vantini, presidente di ANBI Veneto. Devo ringraziare Alex Vantini, presidenti di ANBI e tutte le strutture di consorzi. Hanno dato una grande collaborazione per la costruzione di questo sistema informatico e per garantire le uscite che siano il più tracciabili possibili e più sicuri possibili. ANBI sta già operando con la Regione del Veneto per una sorta di prelievi guidati e controllati, ma adesso noi dobbiamo potenziare questo tipo di esercizio che non è solo venatorio ma è di prelievo autorizzato e anche preciso, modellato su determinate tempistiche. Rappresenta un grosso problema soprattutto di difesa idraulica. Non sappiamo come affrontarlo. Soldi per sistemare gli argini dai buchi non ne abbiamo speso in 10 anni circa 180 milioni di euro. Potremmo spendere molto di più, un danno da nutria è ascrivibile sui 5.000 km intorno ai 800 milioni, ma se viene fuori una grande precipitazione o un elemento alluvionale, oltre all'elemento alluvionale che crea problemi, c'è anche proprio lo smottamento modello Emilia-Romagna di molti argini con conseguente danno a strutture dell'uomo. Questo cerchiamo di limitarlo, so che l'app non risolve tutti i problemi, ma quantomeno cerchiamo di limitare il numero di questi animali che hanno una prolificità altissima e quindi alla fine costituiscono veramente un problema. Considerate che è censito più o meno in una sorta di meccanismo di verifica di questi animali circa 1 milione di pezzi, di milioni di nutrie sul territorio veneto. Siamo partiti l'anno scorso con una convenzione tra il sistema della bonifica veneta e la regione per cercare di far fronte a questa, direi, emergenza a livello regionale. Purtroppo le nutrie causano danni non solo all'agricoltura ma anche a tutti i corsi d'acqua, ai quelli che sono gli argini e quindi di conseguenza può arrecare veramente danno soprattutto quando ci sono le piene. Il sistema della bonifica si è messo a disposizione pur non essendo il suo ruolo e dopo un anno di convenzione sulla quale abbiamo cercato di dare un rimborso a quelli che sono i cacciatori, alle attività che sono state effettuate di controllo e di abbattimento, oggi insieme all'assessorato cerchiamo di dare più formalità attraverso un'applicazione uguale per tutto il territorio veneto per richiedere la possibilità di uscire ma anche per poter rendicontare quelli che sono stati appunto gli abbattimenti e poter dare un rimborso spese ai telecontrollori. Credo che sia un'operazione importante che va nella direzione giusta cercando di risolvere un problema, ripeto, sia delle imprese agricole sia dei consorzi di bonifica ma poi che si riflette direttamente sulla sicurezza del cittadino. Sappiamo che le province maggiormente colpite sono quelle della parte sud della regione, quindi da Verona a Rovigo ma anche Venezia e Padova. Ovviamente lì si concentrerà di più quelle che sono le attività di controllo che devono avere, come dire, l'approvazione da parte di tutti. Purtroppo ancora troppo spesso il cittadino non si rende conto di quanti danni revoca questo animale, ma siamo nell'ordine di quasi svariate centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda appunto i corsi d'acqua e gli argini e mettono a repentaglio veramente la sicurezza di interi territori. L'applicazione è stata pensata per poter essere utilizzata da un lato dai telecontrollori, quindi da coloro che fanno interventi di contenimento sulle nutrie, e dall'altra dalla Polizia Provinciale. Quindi il lato telecontrollore consentirà a tutti questi operatori di poter fare delle richieste di uscita e poi delle rendicontazioni degli interventi praticamente in tempo reale, quindi le polizie provinciali poi riceveranno le loro richieste di uscita e di conseguenza le rendicontazioni, in maniera tale che tutta la filiera, diciamo in un certo senso, venga tracciata completamente dall'inizio alla fine. Quindi sappiamo queste persone dove escono, quando escono e poi che esito hanno le loro uscite.